Ciao ragazzi, oggi vi porto ad ammirare l'acquedotto più bello del mondo. Sono a Santa Maria in Stelle, pochi chilometri a nord di Verona e appena prima dell'inizio della Lessinia. E il tesoro che avete appena visto si trova proprio qui sotto, ai piedi della chiesa di Santa Maria in Stelle. È l'ipogeo o Pantheon. Ipogeo significa sottoterra. E pensate che questo è un acquedotto costruito nel I secolo d.C. per volere della comunità locale, la gens Pomponia. Ma questo, nel corso dei secoli, è diventato anche un luogo di culto ed è stato qui che si è concretizzato nel veronese, nell'attuale veronese, il passaggio dal paganesimo al cristianesimo, ad opera, si dice, della figura storico-religiosa più importante per Verona, San Zeno. Però non fu un'accoglienza entusiastica per San Zeno, vero? No, effettivamente si dice che questo luogo sia passato da luogo di culto pagano, quindi da ninfeo, a fonte battesimale, quindi luogo di culto cristiano, proprio con la venuta di San Zeno. Ma la comunità del tempo era molto restia a farsi convertire. Infatti la leggenda dice che nel momento in cui San Zeno venne qui, e più precisamente in località Vendri, venne preso a sassate dalla popolazione del posto. E quindi questo appunto ci denota quanto le persone del luogo fossero ancora molto legate a tutta una ritualità pagana e anche legata anche agli elementi naturali come l'acqua. Questo infatti era un ninfeo. Poi però il cristianesimo si affermò e questo luogo divenne luogo di culto cristiano. Sì, appunto sembra che San Zeno venendo qui abbia riconosciuto in questo luogo del potenziale e quindi l'abbia reso da ninfeo a fonte battesimale, il primo fonte battesimale fuori dalle mura di Verona. E quindi questo, in particolare il luogo in cui ci troviamo adesso, quindi questa stanza che noi chiamiamo atrio, serviva proprio all'iniziazione dei cristiani. L'acqua che alimentava l'acquedotto nasce da una sorgente tuttora attiva qui vicino. Ma voi pensate alla lungimiranza di chi progettò questa struttura, che fino al 2007 ha portato l'acqua stessa a quelle che oggi chiameremo utenze, prima fra tutte Villa di Cavendri, che è proprio qui vicino. E i segni dell'utilizzo dell'acqua sono ancora evidenti a Santa Maria in Stelle, perché proprio qui vicino alla chiesa ci sono i famosi lavatoi. Insomma, l'acqua è ancora quella e il Pantheon, ancora una volta, continua a rappresentare una continuità di comunità. All'interno del Pantheon qui ci sono tantissime perle artistiche. Possiamo indicarne qualcuna? Sì, ce ne sono moltissime perché effettivamente questo sito copre quasi 2000 anni di storia. Sicuramente le più impattanti a livello visivo sono le testimonianze storico-artistiche degli affreschi, questi cicli di affreschi di arte paleocristiana che sono di inestimabile valore, forse uno anche degli esempi di arte paleocristiana più importanti in Italia oggi. Qual è la stanza o la cella più importante del Pantheon? In realtà non c'è uno spazio più importante perché dall'ingresso fino alla sorgente ogni centimetro quadrato di superficie è importante, ci dà una traccia di un periodo storico e di una comunità che ha utilizzato questo spazio, quindi tutto può essere significativo. Sicuramente questa è la stanza che nell'immaginario collettivo è stata considerata la più importante perché più impattante a livello visivo. Questi affreschi che hanno uno stile incredibile, se si pensa anche ai tempi sono stati una testimonianza anche d'avanguardia rispetto a uno stile del tempo, una scuola del tempo e anche alla qualità e alla quantità dei pigmenti che sono stati utilizzati. Si pensi per esempio a questa semicupola. Oltretutto qui c'è l'affresco che dà il nome alla frazione vostra, no? Sì, si trova qui all'interno di una delle celle. È un affresco che ritrae
donna seduta su un trono con Gesù bambino in braccio e attorno a lei due angeli alati. L'affresco è stato giustapposto a un affresco del V secolo, quello appunto della volta stellata, per cui noi adesso abbiamo questo affresco che dà il nome al paese, Santa Maria in Stelle. Il senso comune della preziosità del luogo non era molto sviluppato qui a Santa Maria Stelle, infatti questi venivano utilizzati come sale parrocchiali, si trovavano infatti sotto la chiesa, sotto la canonica, quindi venivano utilizzati come cantina o luogo di gioco per i bambini che venivano qui l'estate a giocare con l'acqua. Non si aveva ancora l'idea del tesoro che era nascosto qui. E questa idea quando è arrivata invece? A partire dagli anni 60 sicuramente, dopo i lavori di restauro, però il luogo è sempre rimasto un pochino nell'anonimato. Poi circa 30-20 anni fa hanno cominciato ad esserci delle visite un pochino strutturate che hanno sensibilizzato molti abitanti, tra cui anche la mia generazione di giovani, all'importanza di trasmettere il valore storico-artistico del luogo. E un paio di anni fa abbiamo cominciato ad attivarci noi come gruppo volontari Ipogeo perché questo luogo potesse diventare definitivamente accessibile. E poi un'altra cosa veramente bella del Pantheon è questa straordinaria capacità di mantenere vivo lo spirito di comunità, al di là della bellezza del patrimonio artistico. Perché se è vero che fu la comunità 2000 anni fa a volerlo, l'acquedotto e quindi l'ipogeo, è la stessa comunità che oggi si prodiga per farlo conoscere questo posto, questo tesoro nascosto che un po' racconta anche la loro storia. E sono soprattutto i giovani a volerla raccontare, e questo è l'altro messaggio molto bello. Sicuramente era un peccato che rimanesse chiuso, nel senso che tutta questa bellezza di cui noi eravamo a conoscenza e per cui noi sentiamo un affetto particolare, proprio perché siamo nati qui in questo paese, meritava insomma di essere svelato. Sentiamo tutti come un privilegio il fatto di poter scendere qui e poter osservare questi dipinti e poterne parlare. Ci dicono sempre ogni volta qualcosa di nuovo, anche perché l'ipogeo di Santa Maria Stelle è un grande mistero, quindi nel momento in cui ti interfacci con questo luogo, cominci a studiare, ad informarti, a leggere libri, articoli, incontrare dei professori, cerchi delle risposte ma in realtà scopri che non potrai averle mai probabilmente, quindi si attiva anche una sete di saperne sempre di più e cercare di capire il mistero che probabilmente sarà impossibile. La storia del Pantheon dura da 2000 anni e adesso questi ragazzi continuano a portarla avanti, ovviamente con l'obiettivo di raccontare la loro terra, il loro territorio e magari avere anche un motivo di speranza per quello che, chissà, magari un domani può diventare anche un lavoro. E per visitarlo il Pantheon? Allora, bisogna andare sul nostro sito internet ufficiale www.ipogeostelle.it e si trovano tutte le informazioni necessarie alla prenotazione e alla visita. È un'esperienza bellissima, entri qui dentro e ti sembra veramente di andare in un altro mondo. Grazie a Claudia. Grazie. E ci vediamo alla prossima cantierata.